Grazie a Luciano Babin. Chiedo che prenda appunto postazione il dottor Renato Roberto Miatello, sindaco di San Giorgio Bosco. Allora, oltre ad un doveroso saluto, cari colleghi e cittadini, non posso nascondervi che accolgo con molto favore e con una certa soddisfazione questo nostro incontro, se non altro perché è un tangibile segno che siamo tutti mossi dall'intento comune di far fronte e mostrarci uniti nella battaglia verso quell'autonomia che da tempo vogliamo ottenere. Oggi, come sindaci e amministratori dei nostri comuni, siamo chiamati più che mai a rispondere in modo inequivocabile alla nostra gente che in questa fase storica ha creduto in noi e nelle nostre proposte, vedendoci come il soggetto istituzionale a loro più vicino e più idoneo per iniziare quel radicale cambiamento che auspichiamo da tempo. Ma è fuori discussione che alle nostre promesse elettorali devono seguire dei fatti concreti ed altrettanto inequivocabili, perché solo così potremo godere ancora dell'appoggio della nostra gente. Viceversa dovremo rassegnarci a vedere il nostro ruolo venir messo in discussione, insieme naturalmente a tutto quel movimento federalista che negli ultimi anni ha spinto molti elettori a votarci. Conosciamo tutti l'evoluzione del progetto di legge numero 342 relativamente all'indizione del referendum consultivo sull'indipendenza del Veneto, o meglio sarebbe più giusto dire forse l'involuzione, considerato l'epilogo, perché sappiamo tutti molto bene che di epilogo si tratterà se noi con la nostra gente non sapremo dare un nuovo impulso con azioni concrete, e ciò nonostante le isolate garanzie dateci dal governatore ed amico dottor Luca Zaia. Tutti abbiamo capito che il Consiglio regionale Veneto nell'esaminare la proposta ha deciso di non decidere, ma io propongo a tutti voi di analizzare insieme in profondità il perché di questa decisione, per capire poi come muoverci. Innanzitutto una prima analisi va fatta, valutando chi ha deciso per questa inerzia, perché come ripeto, nonostante le rassicurazioni del governatore Zaia, il rinvio alla Commissione rischia di configurarsi proprio come un insabbiamento della proposta, mentre in seconda battuta dobbiamo analizzare su come mai è stata fatta questa scelta. La prima risposta è tanto semplice da farci rimanere sbalorditi. Quasi tutto il Consiglio, infatti, al di fuori di qualche eccezione, dai consiglieri del PD agli amici del coalizione del PDL, hanno remato contro la proposta. Dicevo, tanti da farci rimanere sbalorditi. Lo stupore del chi trova comunque sostanza nella risposta al come mai, visto che con gli amici del PDL, infatti, condividiamo l'esperienza di governo del Veneto e quindi sarebbe stato normale trovare appoggio almeno in loro su tale proposta, ma questo constatiamo non è avvenuto. Anche perché quando personalmente a livello locale parlo ad esempio con esponenti del PDL e della mia amministrazione, riscontro una certa sintonia in questo progetto di autonomia, ma ahimè deduco che alla fine anche a livello regionale i consiglieri del PDL devono rispondere alle logiche ed alle indicazioni impartite dal partito a livello centrale, che sembra quindi non ammettere forme di autonomie come quella proposta. Se poi andiamo ad analizzare la scelta del PD, di come mai, dovremmo gridarlo tutti a gran voce, considerato che con le primarie e con le riorganizzazioni di partiti e dei circoli, di partito e dei circoli, ci hanno fatto credere che nei loro movimenti soffiava forte il vento nuovo della democrazia partecipata, o forse sarebbe più giusto chiamarla diretta. Ma allora mi chiedo, come mai nel momento in cui c'è l'opportunità di portare nel concreto questa democrazia partecipativa e diretta, dando ai cittadini veneti, in quanto popolo sovrano, l'opportunità di decidere direttamente, non hanno dato il loro appoggio, quantomeno avrebbero dovuto darlo e farlo per coerenza al nuovo corso di democrazia partecipativa.
Sappiamo che il nostro movimento di sindaci ha posto in atto una profonda trasformazione di quella cultura politica basata su logiche di partito, o meglio di partiti centralisti con testa e cuore situati a Roma e molto lontani dalle vere e concrete esigenze della gente. Abbiamo costruito il nostro asse portante su alcuni temi fondamentali, quali il federalismo, la lotta all'immigrazione clandestina e la lotta alla criminalità. Ma riguardo al federalismo, troppo lenta è stata la nostra azione a livello centrale, dove purtroppo, anche in questo caso, abbiamo riscontrato azioni basate su logiche di partito, per noi amministratori locali, il più delle volte incomprensibili. L'esigenza di introdurre un'organizzazione statuale in cui più comunità, ciascuna omogenea al proprio interno per modo di vivere economia, tradizioni, storia, lingua, dialetto, mentre si amministrano autonomamente, gestendo in loco i soldi delle proprie tasse, che liberamente stabiliscono di collegarsi fra loro e di demandare a un'autorità centrale, federale, quella parte di poteri e di denari strettamente necessari per esigenze comuni quali la difesa, la politica estera è ormai una condizione indispensabile. Lo stesso federalismo fiscale, visto qualche tempo fa come una conquista raggiunta, sta presentando la sua facciata peggiore, perché anziché strumento nelle nostre mani per gestire il territorio, è diventato il mezzo con il quale il governo centrale trasferisce a livello locale l'inasprimento della tassazione, facendosi passare come degli avidi esattori. Sono convinto che stiamo amministrando regioni e comuni nel nord con parametri, e mi riferisco a quei famosi costi standard, ben al di sotto di quelli che troviamo negli enti del sud, ma purtroppo per ragioni di convivenza partitica a livello centrale ciò non viene detto a gran voce. Abbiamo quasi tutti cercato al nostro insediamento, proprio perché la sentivamo una esigenza locale, di impegnarsi fino in fondo, naturalmente con quanto a propria disposizione, sia dal punto di vista delle risorse economiche che dal punto di vista delle risorse umane, per combattere la criminalità e la microcriminalità locale. Ci siamo quindi impegnati riorganizzando i corpi di polizia locale, abbiamo poi aumentato per quanto possibile i controlli sul territorio, ma anche in questo caso dobbiamo porci un interrogativo, ovvero se ciò che abbiamo fatto è sufficiente, anche se il massimo. La gente ravvisa ancora quel senso di insicurezza che aveva quando ci siamo insediati come sindaci, ma purtroppo anche in questo caso siamo stati aiutati a livello locale dallo Stato. Sono questi tutti interrogativi a cui dobbiamo dare una risposta leale e severa, perché se non faremo questo, una risposta a questa volta sì, molto severa ci verrà data dal nostro elettorato. Noi sindaci riceviamo ormai quotidianamente da ogni fronte istituzionale, da quello regionale a quello centrale, indicazioni su come dobbiamo comportarci. Subiamo continui tagli dei trasferimenti, quasi a dire che gli sprechi avvengono in primo luogo a livello locale. Non so voi, ma io amministro ogni giorno come il buon padre di famiglia con ogni attenzione a sprechi e necessità. Siamo convinti che questo avvenga anche a livello regionale o peggio ancora a livello centrale? Mi torna buono un verso di un noto cantautore che diceva: si sa che la gente dà buoni consigli, se non può più dare cattivo esempio. E sì, è proprio vero, a Roma, ma forse anche in Regione, stanno dando buoni consigli, proprio perché sono stati di cattivo esempio. Vi invito però a non scoraggiarci. La nostra è una missione, dobbiamo trovare il modo per scardinare questo sistema con azioni che insieme sapremo organizzare, ispirandoci solo a quel bene comune che si concretizza nel saper dare risposta ai bisogni della nostra gente veneta. Grazie al dottor Renato Roberto Miatello.